Il museo dei Brigands a Portet si sviluppa tanto a plantiere che al prim plan. Dal cortile interni, sotto la protezione dal furlan col fortion dei oi begrasse, e la lobby dula che sotto a son in biele mostre cartellons di cine e teatris che dal mondo han contato storie di brigands. Picchiati in bande, terrificante è un contenitore in fier che, come monit de etat di miec, si metteva dentro il ciaf di un condannato a morte, lasciandolo così fin arrivare a sua definitiva consumazione. A ciampe de lobby, in un salon a parte, si entra in te biblioteche, forse la più grande al mondo, con volumi che riguardano la storia dei brigands a partire delle loro prime formazioni. A ciampe de biblioteche, un'altra sala è intint ospitare studenti e ricercatori che desiderano consultare documenti e fascicoli che testimoniano più di 30 anni di lotti ambientali per il territorio locale. Per intanto, sempre pal cortile, o entrin dal museo a Plantiere. Il museo è stracolmo di statue, pitture, disegni e stampi a colori e ognuna ha una storia di contare. Prepotenti, angherie, sopraffazioni di pure. Tutto che si vede è originale e di massime di figure a testimoni lis variegadis realtà banditeschi di tutto il mondo che difendono il suo territorio. A drette sono riviste illustrate che riportano cronache vere di fatti succeduti dal tempo. Si vedono armi, documentazioni scritte di condanne e di altre cause, ciapiei, vestiti e armi doprati dai brigands intanto delle loro latitanze. Un altro oggetto di tortura luciatin appena entras. La sala lì cade, viele, non si differenzia dal resto. Più che interessante invece è il bagno adatto per persone disabili, anche quel sfodrato di bielis figuris. Tal cortile denant, lant supestialis acai, si entra dal museo al prim plan. Questo museo a sé stante e particolare è un bellissimo canton artistico colmo di poesie. Tra tanti altri, lì sono conservati centenari di canzoni che descrivono la vita di altri tanti banditi vivuti in tal sud d'Italia. È un locale di riposo che è adatto per conversazioni e discussioni di brigands locali che su bisogna intendono contrastare le tanti variegate provocazioni di autorità senza scrupoli che, come di spesso al capite, vogliono sfruttare il territorio quindi la volontà dei.
un contrast sacrosant, ma che all'impegno a ciapà posizioni non facili, ma necessarie. Il museo dei briganti a Porpet esiste grazie all'ingegner Davis Tibaldi che ha avuto la costanza e la forza di realizzarlo con duce che alle pardogne senza mai aver avuto un aiutore né materiale né economico di qualsiasi autorità. Tantis grazie al Davis o continui sulla sacrosante formazione di tanti briganti onesti, ma sempre in guaite per il bene delle nostre terre friulane. Mandi!